per ridurre il mercato sono un po' scettico, spostarlo lo trovo controproducente. Penso che se fanno rispettare le planimetrie originali che c'erano una volta sul mercato, lo spazio si ricava lo stesso, perché negli anni sono stati un po' sforati gli stalli, i posteggi. Questo almeno è una prima cosa, una prima verifica, poter fare questo. In base a questo poi si potrà decidere se spostare o no, però già questa per me, perché ci sono dei banchi che a suo tempo dovevano stare dentro degli spazi e col tempo si sono un po' allargati, quindi se il problema è lo spazio per la sicurezza penso si possa trovare. Dopo se ci sono posti critici magari qualcosa si può aggiustare, però prima di spostare tutto un mercato dalla sua origine ci penserei bene, perché sono realtà, insomma, ci sono famiglie che vivono, penso che non sia controproducente. Io come tutti quanti i miei colleghi siamo contrari a questo discorso, perché portare il mercato in una zona dove non arriva gente vuol dire farlo morire. Anche gli stessi, diciamo, cittadini sono un po' seccati da questo discorso, perché hanno sentito e hanno detto sul giornale che il comune era un po' intenzionato a spostarlo, e sono tutti quanti, non sono contenti chiaramente, perché portare il mercato alle piscine, e cosa facciamo? A chi ci arriva? Non ci arriva nessuno. I mercati tradizionalmente sono in centro, a Pordenone in centro, a Sacile in centro, a Codroico in centro, sono tutti quanti concentrati nel centro della città, perché là vive, se si porta fuori non succede niente, insomma, non si lavora, possiamo noi chiudere ogni volta che vogliamo, chiaramente. Secondo me bisogna che un attimino lo riorganizzino, casomai però mantenerlo sempre in centro, come fanno dalle altre parti del resto. Il problema è questo del mercato di Conegliano, non ci sono più parcheggi, i parcheggi sono tutti a pagamento, la gente va nei centri commerciali perché là non si paga niente, e invece questo è il problema anche del parcheggio. Il parcheggio purtroppo è quello il problema Conegliano, perché Conegliano è bello Conegliano perché c'è il mercato, c'è gente quando c'è, purtroppo è quello, il problema è proprio questo. Allora non sono assolutamente d'accordo, perché comunque noi ambulanti paghiamo le tasse, mi sembra che ci comportiamo bene, io ci lavoro con questo, ci vivo con questo lavoro, ho una famiglia e spero veramente che il sindaco o comunque chi di competenza cambi idea. Non è assolutamente possibile che ci spostano e ad ogni mercato c'è sempre qualcosa da dire, e alla fin fine noi comunque, ritorno a dire, paghiamo le tasse e ci comportiamo bene, per cui siamo veramente stanchi e basta, e comunque altrimenti con la mia famiglia andrò a mangiare a casa di uno magari del comune, se ci ospita volentieri, perché io non ce la faccio più andare avanti così. Le tasse ce le aumentano sempre e paghiamo comunque, sia le tasse dell'immondizia, i plateatici vengono aumentati, noi stiamo zitti e paghiamo, e poi avere queste notizie non è proprio piacevole. Se aprono la via Amerigo Vespucci, quindi vanno a bypassare il traffico su quella strada, la via che devono spostare con i famosi banchi potrebbe andare a finire su sta via dove siamo adesso, chiudendo il traffico. Cioè, ci stanno tutti qua, secondo me. Soluzioni ce ne sono, ci sono soluzioni anche per il villaggio di Natale qua, perché basta rivedere, controllare un attimo le metrature dei banchi, ci stanno casette e banchi in contemporanea, non serve spostare nessuno, secondo me, basta un attimo scendere giù insieme e vedere, le soluzioni ci sono. Esatto, bisogna un attimo parlare con gli ambulanti, insomma, ecco, quello è. Innanzitutto lo spostamento, la riduzione del mercato creerà dei disagi per i commercianti. L'unica proposta che io posso fare è che, se viene decisa una roba del genere da parte della giunta, che venga considerato anche il parere dei commercianti stessi, cioè la decisione non deve essere presa in maniera unilaterale dalla giunta, ma devono essere ascoltati anche i commercianti. Quindi secondo me una riunione, un parere tecnico anche delle persone stesse che operano è sempre la cosa migliore. Premetto che sono 40 anni che faccio mercati e io ho sempre visto il mercato nei centri storici di tutti i paesi in cui sono stata. Premesso questo, secondo me è sbagliatissimo portarlo e decentrarlo in un qualsiasi posto che, da quello che ho capito, tra l'altro se sono le voci che girano in giro, insomma, arrivano nei posti in cui non ci sono neanche servizi, né bar, né parcheggi, né niente, e secondo me sarebbe un danno gravissimo, prima di tutto per noi
e può essere anche per i negozi, perché dopo alla fine il mercato ha sempre portato gente, non l'ha mai fatta andare via. Non capisco il motivo per cui decidano di fare una cosa di questo genere, anche perché la viabilità ormai è stata già provata da anni, perché è stato cambiato all'epoca proprio per la sicurezza, per la viabilità eccetera. Per me se rimane così è più che valido. Per quanto riguarda la riduzione non lo so, le voci che ci sono in giro secondo me sono anche sbagliate. Da quello che so io ci sono delle cose da mettere a posto, ognuno deve stare sui suoi posti, sui suoi stalli. Il problema non è tanto qua quanto giù in via Colombo, dove abbiamo tanti extracomunitari che non stanno alle regole. Il mercato sta bene in centro, sarebbe assurdo portarlo via, cioè vuol dire farlo morire nel giro di poco tempo via dal centro. Tutti i mercati che funzionano sono nel centro del paese. Qua a Conegliano sono intelligenti e capiscono che il mercato deve rimanere in centro. L'unica cosa è mettere delle regole, tutti quanti devono attenersi alle regole, basta.